stasera tra noi. Lei è la bellissima, scusi il nome. Si mette rugiada. Oddio, sono come una voce rugiada che ti scorre sul corpo e ti inebra tutte le videre lì dentro. Avanti fa schifo, ma dietro non avete idea. Hai fatto un provino? Ho mandato il messaggino? Scusi, ma lei è quella che... Marco, mi faccia leggere per Marco. Marco, mi piace un casino. Ti frischi, ciao da Carla. Glielo dico, Carla. Senta, ma lei mica è quella che fa... Carla, però tu vieni un po' di confuse. Potrei fatto. A parte che mi chiamo Marcella. Ti chiami Marcella? Sì, il nome d'arte è Rugiada. Rugiada? Perché con me si posano tutto quanto. Dalla sua freschezza, immagino. Sì, sono proprio una buccia di rugiada. Senta, vuole estrarre qualche numero? E qual è il cestino? Non mi guardi, il cestello, perché lei il cestello? Prenda i pani dal cestello. Posso buttare la mano nel cestello e sì, una palla? Io la vedo una palla. Il cestello! No, ho visto da socio, perché lei ha anche un po' gli occhi storti. Signor regista, posso estrarre la palla? Allora il provino lo stiamo facendo in diretta? Sì, vada. Allora mi aggiusto un attimo il perizoma, dicevo che non ho fatto la cenetta al linguine, se no si vede. Allora, altro numero estratto. Perché? Con le palle una certa dimestichezza, la prendo con la destra, la prendo con la sinistra. C'è bella voce femminile, dai. Ma lei non dica qua. Fammi il primo piano. Signori, altro numero estratto. No, mi si intona la parrucca con il suo pelo con il pizzetto, mi si intona. Sono bionda naturale, si vede subito. Mi dà idea, un po' la Bertè in crisi. In crisi di astinenza quando si drogava, non possiamo dire queste cose. Allora, altro numero estratto per te a casa è il numero 56. Numero 56. Scusi, ma come vedo la natura non le ha fornite, ma stasera si pazza minimo, magari tutti i pazzi fossero così simpatici, grazie, come voi. Marco, si scema. Grazie. Ma sei troppo bella. Anna Re, grazie. Anna Re. Ma chi è sta voce? Mi scusi. Anna Re, adoratorio. Come hai fatto salutare a te? Madonna mia, ma belli, ha diritti tu marito. Scusi, ma la natura con lei si è divertita? No, veramente volevo mettere in protesi, ma non ho avuto tempo. No, ma non parlo solo di quello. Vedete, vera, sei minigonna. Questa è la minigonna. Ah, questa è la minigonna. Questa è la minione che la porto un po' su in modo che si alza lo spacco, no? Mi gira un attimo, gentilmente. Mi si gira un attimo. E poi si vede la mutandina del perizoma. Non faccio vedere il suo meglio. Non si può fare tipo. Le sue cosce, mi faccia vedere le sue cosce. Numero 11. Numero 11. Numero 11. Non vedeva la coscia. Senta. Numero 11, eccola qua. Numero 11. Senta, mi fa... Mi forma. Guarda che una coscia del zoo. Nasce! Mi faccia l'entusiasta del nome. Di più! Le la scheda numero 3 con il 335 63371. Che schifo, vedi tu? Ma non credo. Allora la scheda numero 3 si è aggiudicata. Ma non devo la posso leggere io? Sì, vai. Allora, scheda numero 4 4 3 29 34 F32 DNF codice fiscale. Codice fiscale. Ah no, chiedo scusa. Allora, la scheda numero 3 con la scheda numero 44. O stai di guardabile così però. Meno male. Quindi vediamo un po', cosa dovete fare? No, guardate che bene me che sta cosa. Ecco. Ma metta qua, faccio in coreografia, Io sono fuori, ma state peggio a me, siete carinissimi, baci. Manda un bacio a casa. Ciao Lucia! Ciao Gabriele! Non lo so, mi saluto, un abbraccio stai chiedendo, posso fare un abbraccio di cioccolato! Non dire nemmeno con gli anziani si può fare! Un bacione a Lucia! Allora, ciao! Non può farlo fare, ti voglio! Ma, no, come ci vedo bella! Guarda, è un primo piano proprio... Se mi vedi di schifo, faccio ancora più schifo, a 3/4, di schifo a 3/4, quindi... Marco, aspetta, Marco, ti stai emozionando un po' troppo. Anna Re, non voglio ripetere.
Ma che conferenza si sta facendo dei maccioni dei spartute? Che quando non dovevi più mangiavo da mettere il letto, sai o no? Hanno sfogliato le banche di proiettili, che hanno fatto il letto, scheda numero 1, scheda numero 44. Che uno, scheda numero 3! Non lo so, non ci vedo veramente, non è uno scherzo, non ci vedo, non si può fare questo fatto con le io. Facciamo la domanda che è meglio, che è molto meglio. Allora, prego. aspetta. Allora,